Un inverno scottante, anzi di più. Politicamente a Vicenza è il febbraio più caldo degli ultimi anni. Il quartiere dove la temperatura è più alta è Ferrovieri, in particolare il termometro arriva a picchi mai visti dalle parti della palazzina occupata dagli antagonisti Notav. Iricav 2, nuova proprietaria dell'ex bocciodromo, ha presentato denuncia per l'occupazione, atto indispensabile per la richiesta di sgombero e per l'identificazione degli abusivi che hanno preso possesso dell'edificio di Via Rossi. Ora la battaglia politica si sposta in Consiglio Comunale, dove l'ex sindaco Francesco Rucco, targato Fratelli d'Italia, ha presentato una mozione con delle domande rivolte all'attuale sindaco del Partito Democratico. Ci dica il sindaco se intende chiedere a prefetto e questore la convocazione del Comitato Ordine e Sicurezza per lo sgombero. Ci dica altresì quali siano le intenzioni rispetto al tema della strategia per come risolvere il problema delle occupazioni illegali, ma soprattutto ci dica cosa ci facevano esponenti di maggioranza alla presentazione della manifestazione per l'occupazione del bocciodromo da parte dei centri sociali. Non ci sono dubbi, è sfida politica. Al di là dell'occupazione ad oltranza, il bocciodromo oggi è un guscio ormai vuoto, non più attrezzato per essere vissuto e, come dicevamo, destinato a essere abbattuto. E allora, in futuro, dove prenderanno casa gli attivisti? C'è bisogno di una gara, di una procedura, di un'evidenza pubblica. Sappiamo altrettanto che in questi mesi da parte di questura, prefettura c'è stato un invito, una richiesta di andare a individuare una soluzione che ad oggi non c'è. Da questo punto di vista però, come sempre, siamo disponibili, pronti a ragionare, a capire con questura e prefettura quello che sarà possibile fare. Insomma, nel rispetto delle norme e delle procedure, Giacomo Possamai è pronto a ragionare su cosa sia possibile fare. E qui entra in gioco Creazzo con il sindaco Carmela Maresca, che non vorrebbe che la soluzione venga trovata proprio alle porte del suo comune, nella cascina di Carpaneda, da cui i cantieri della TAV non sono nemmeno così lontani, né sul versante di Altavilla, dove stanno avanzando oggi, né sul fronte di Vicenza in strada Padana. Il messaggio è chiaro: a Creazzo vogliono essere informati per tempo riguardo a future possibili collocazioni per gli attivisti Notav. Da quello che apprendo, potrebbe essere che il bocciodromo possa essere trasferito in Carpaneda nella cascina lato Vicenza, a pochi passi, a pochi metri, quindi alle porte del comune di Creazzo. Tutto questo, come sindaco rappresentante di una comunità, esterno la mia preoccupazione. Si parla tanto di Grande Vicenza, di collaborazione, spesso il sindaco Possamai ha fatto riunioni con i comuni contermini su questo tema e allora ci si aspetta collaborazione, ci si aspetta di essere ascoltati, si aspetta che i problemi di Vicenza non vengano semplicemente scaricati sui comuni contermini.